Amici di Directa Sport, benvenuti a Sennori. Sarà il Pedro Marzeddo ad ospitare Torres e Lumezzane, che qui giocano una gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie C Under 17. Strassetti, controllo con la coscia, palla arretrata ancora verso il numero 16 Tiloca. Occhio a Fois che prepara il sinistro. Ci ha provato ancora una volta da lontano Andrea Fois. Poi Costa, attaccato da Fancello. Beillet, centro basso velocissimo il numero 10. Bella palla di Rossini per Costa, che controlla chiaramente con un braccio, non per il direttore di gara. Allora occhio a Costa che va sul fondo, mette il cross, diventa un tiro e il Lumezzane passa in vantaggio con Alessandro Costa. E il gol che vale l'1-0 all'alba del quarto d'ora del primo tempo. Rossini, Beillet, va in verticale, grande idea ancora per Lisè, a tu per tu col portiere. Lisè si divora il gol del 2-0 Lumezzane con Lisè. Lancio lungo, grande anticipo di Fancello che rompe le linee. Occhio adesso al tentativo della Torres con Sanna. Bella palla ancora per il numero 8 che calcia il palo, a dir di no. Poi Setti non trova il modo di catapultare il pallone in rete. Era tutto comunque fermo per fuorigioco, non sul tentativo di Sanna. La testa di Alberido, Fancello si coordina col destro. È partito bene il pallone dal destro del numero 21. Non è riuscito però a dare precisione. E ora Fancello, buon tocco di Fancello che si distende, arriva adesso a servire Fois. Mette palla sul sinistro, il numero 10 entra in area ancora Fois, arriva il traversone! E il gol del pareggio! Ha segnato Nicolò Setti! Quinto gol del campionato di Setti, lavorone di Fancello a metà campo, grande palla recuperata, messa al servizio di Fois, è entrata con un altro piglio la Torres in questo secondo tempo. Fois ha messo forte il pallone dentro tagliato, Setti ha toccato quanto basta, la Torres ha pareggiato 1-1. Gran controllo qui di Beillet che lancia nello spazio, era una buona idea questa per Trenti, fondamentale il tocco con la testa. Occhio adesso a Trenti che va dentro, Rossini, Stangoni tiene l'1-1, grande riflesso del portiere della Torres. Fischia l'arbitro, va Fois, distrugge la traversa, la palla risputata verso il limite dell'area, Torres vicinissima al gol del 2-1. Va Fois verso la porta, la ricerca del gol olimpico, ci mette una mano Battagliola, sarà ancora corner. Pensa a cosa fare il numero 16, parte col traversone, Fois di testa, Battagliola, lo aspetta lì. Tilocca, Fois, sinistro di Fois, ancora solo potenza. Occhio a Fancello adesso. Tocco lì vicino per Fois, altro 1 contro 1 con Lela, Fois verso il secondo palo. La palla esce di pochissimo. Archetti è arrivato per primo. Poi Rusani se la va a riprendere, occhio perché qua Lumezzane è scoperta. Vediamo se Rusani riesce ad allargare bene, lo fa in zona Fois. Ancora il numero 10 col mancino, qua non trova compagni, però va a riprendersi il pallone. La palla passa, Sangaré, Momo Sangaré all'ultimo secondo. La Torres trova il modo di vincere questa partita con Momo Sangaré. Fondamentale lavoro di Fois che è andato a prendersi il pallone 2 volte anche dopo il primo errore. Ha imbucato per Sangaré, a tu per tu con Battagliola, lo ha freddato. La Torres ha vinto questa partita. E ora è durissima per la Lume. E infatti non c'è più tempo nemmeno per l'ultimo lancio. La Torres all'ultimo secondo vince la partita. Decide il gol di Momo Sangaré a tempo scaduto.